con Silvia Darè, vice direttrice di Corian. Cosa consiste il processo conoscitivo che oggi gli ospiti di questa manifestazione hanno la possibilità di vedere? Praticamente allora, i visori permettono di entrare in una realtà virtuale in cui si fa un percorso all'interno di praticamente una casa fittizia in una dimensione appunto di realtà aumentata, e dove si può vedere praticamente cosa prova la persona malata d'Alzheimer, sia dal punto di vista emozionale che dal punto di vista anche della visuale. E quindi permette veramente di immergersi nella loro percezione della realtà. Sindaco Sacchetti, che cosa significa questa iniziativa per la comunità di Tarso? Oggi importante momento perché inauguriamo questo punto di ascolto. È stato creato in collaborazione con la qui presente Corian, che è un istituto per anziani presente anche nel comune di Tarso, e quindi con questa sinergia pubblico-privato vogliamo venire incontro e affrontare quella che è una problematica del mondo adulto degli anziani, che tocca la demenza, l'Alzheimer, e quindi con questo punto di ascolto, con questa prima vicinanza, vogliamo dimostrare che il Comune di Tarso, con la collaborazione di altri enti, è vicina e vuole sostenere quelle che sono problematiche di carattere sociale, come quella di oggi appunto che andremo ad affrontare. Qual è generalmente l'impatto di chi prova questi strumenti? Abbiamo notato che la maggior parte delle persone restano fortemente colpiti. Infatti abbiamo visto anche molte persone commosse, soprattutto persone che conoscono la malattia perché hanno dei cari in casa o vicini che ne soffrono. Vediamo che hanno veramente una commozione molto molto alta.